Preoccupano le condizioni della Scala dei Turchi. La caratteristica parete rocciosa che si erge a picco sul lungomare della costa di Realmonte, candidata a patrimonio dell'UNESCO, è fragile e suscettibile alla furia del maltempo. Non è escluso che il sito possa venire chiuso per qualche tempo. C'è un'inchiesta in corso per inosservanza delle norme a tutela dei beni artistici. Complessa è anche la situazione dal punto di vista squisitamente burocratico. Realmonte è la città della Scala dei Turchi, ma il bene è di un privato. Ecco allora che se le strade percorse negli scorsi anni per la gestione del bene non hanno via d'uscita, forse l'unica soluzione è quella che la Scala dei Turchi venga espropriata dalla regione. Intanto l'eccessiva cementificazione nel territorio dove si insinua ha modificato il normale deflusso delle acque meteoriche e l'esagerata fruizione dei luoghi ha fatto il resto. Solo alcuni mesi fa la Scala dei Turchi era stata riaperta alla fruizione dopo il crollo lato est, ripristinato con un'opera finanziata dalla regione Sicilia. L'associazione ambientalista Mare Amico, che ha lanciato l'allarme, ribadisce che occorre un'operazione di responsabilità. Va interdetto il versante ovest che si affaccia sul Lido Rossello. Inoltre urge una seria gestione del sito che prevede il controllo delle presenze. Siamo intervenuti e torneremo a farlo, la natura geologica della roccia pare che non ci aiuti. Dobbiamo capire quanto questo fenomeno di sgretolamento sia compatibile con l'uso e con l'occupazione di quell'area da parte dei bagnanti e dei turisti. Lo ha dichiarato il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Vigile resta l'occhio della Procura di Agrigento, mentre diversi sono stati gli incontri che mirano a trovare un futuro ad una realtà che ormai intercetta l'attenzione di flussi turistici massicci.